che bella storiella. Linlon, chi è? Chi è? Chi è? Vero? Sì, Buongiorno, i carabinieri di Racleo, buongiorno. salve. Io la chiamo in riferimento al camper che è Sanno il mio parcheggiato numero qui ormai. vicino alla caserma, il suo. Sì, è mio. Cos'è successo? Il cane all'interno. È scappato? No, Ah, no. ok. All'interno non è scappato. Sì. È il cane all'interno che ulula, che c'è caldo e tutto. No, caldo no, perché ci sono gli oscuranti, è aperto lo blocco, quello glielo posso garantire. Se vuole arrivo là, entriamo, le faccio sentire. Sì, ma il cane all'interno del camper, con queste Sì. temperature, non credo che sia proprio il massimo. Vuole che Qualcuno vengo, faccio un salto, la vieni faccio dentro? salire così vede la temperatura? Io non devo stare lì dentro a vedere la temperatura. Carabinieri, ci fa le Io barzellette, La chiamo poi. perché ci sono state delle segnalazioni. Le segnalazioni sono in riferimento al fatto che il cane è all'interno del camper. Sì, è casa sua. Non è casa sua il camper, No. Sì. perché si trova sulla pubblica strada. Ok, e dove lo metto? Lo mollo? Io solo quello. Quello non è il discorso che lo deve mollare o meno, mi perdoni, perché se lei si è preso in affidamento un cane, il cane deve avere anche delle condizioni, corretto? Mi corregga se sbaglio. Sì, è lì 4 ore, Prego? È lì 4 ore senza di me, voglio dire, non è che è lì Ho chissà capito. quanto. È 4 ore, all'ombra, ma io- all'acqua, è tutto. come se Ho prendessi capito. un bambino e lo lascio 4 ore in casa chiuso. La stessa cosa, mi perdoni. È la stessa identica cosa, quindi se il cane è lì che abbaia, ci sarà un perché. Ma perché i cani abbaiano, come abbaiano quelli lì vicino da voi? Gatto fa miau, la gallina fa Quindi se il coccolè. cane è lì dentro che sta abbaiando, che si trova chiuso all'interno di un camper, secondo lei, io perché glielo sto segnalando? Sì, e quelli che abbaiano in appartamento, cioè mi scusi, non capisco la differenza. Ma il cane che è in appartamento non c'ha il comfort che può avere se sta all'interno Guardi, di se una... vuole faccio un salto, la faccio salire così vede il divano, l'acqua, la temperatura e Se tutto vuole, io quanto. nell'eventualità, se passa invece, io la generalizzo e poi eventualmente se devo fare qualche altra cosa poi glielo comunico, Va bene, ok? va bene, L'aspetto qui allora per va quanto bene, tempo? adesso arrivo. Grazie, salute. Ok, salve. Sì, buonasera Federica, mi chiamo Yuri, ho trovato il suo numero sul sito dell'OIPA. Disturbo Sì, come orario? No, assolutamente. Benissimo, rubo solo 10 secondi, sai, proprio per una curiosità. Allora, io sono in provincia di Venezia, diciamo zona Eraclea. Io per motivi di lavoro dovrei lasciare il mio cane 4 ore dentro ad un camper che è isolato con gli oscuranti termici e tutto quanto, temperatura raggiunta massima diciamo sui 20 gradi. E ha l'acqua, una poltrona e tutto quanto. Chiedevo se c'è un divieto per il discorso del perimetro del camper, che è un 5,40 m e 5,40 m il camper in totale. Sì. E Il cane è grande? e le 4 ore. E il cane no, è un pitbull ADBA, è piccolino, quelli a 20 kg. Beh, insomma, se diciamo che se è tutto coinventato e quindi l'ambiente non è caldo, cioè non si tratta della macchina sotto il sole. Diciamo, Assolutamente, è camper bianco con l'isolatura rifatta nuova, oscuranti Esatto. termici e tutto quanto, però siccome mi hanno mandato i carabinieri mi hanno detto guarda noi non lo sappiamo, ci informiamo, però informati anche tu. Allora, in linea di massima mi sento di tranquillizzarla, nel senso che per me può stare benissimo 4 ore il cane dentro. Perché io lo lascerei anche a casa, però a casa ho un cinghiale che è allergico al cinghiale, quindi il cane si gratta a sangue. Io è da mesi che vado avanti a curare il cane con antibiotici, shampoo e tutto quanto. Ma è la prima volta che mi capita che una casa sia un cinghiale. Si gratta a sangue, e se io lo lascio anche solo un giorno, lei va avanti a grattarsi una settimana. Certo. Per carità, se non si può la lascio a casa, però dopo mi si squarta il cane. Certo. Quindi... Senta, allora, io mi sento di dire che non ci sono problemi sempre se ha tutti i comfort e soprattutto se rimane fresco il camper. Però mi ci voleva, sì, esatto, mi ci voleva tipo una legge, un qualcosa per il discorso, esatto, però io qualcosa di scritto. Stasera, sì certo, io stasera vedo il mio coordinatore e chiedo conferma di questa cosa qua, se ha problemi oppure se non c'è niente, insomma. Ok, e le finestre sono aperte tra l'altro con gli oscuranti giù, quindi l'aria gli passa e l'oblò in alto aperto, ci sono 2 oblò con le zanzariere, quindi non gli entrano neanche zanzare, non lo so. Vabbè. Gli manca un massaggiatore, il massaggiatore quello gli manca. Sta meglio di tanti altri sicuramente. Sì. Finito il lavoro andiamo via, si va in spiaggia, si va da tutte le altre parti, voglio dire, è un cane che ha girato l'Italia.
Però adesso che lavoro in quella zona lì, la gente mi sta rompendo in tutti i modi le scatole per il camper, una volta per il parcheggio, una volta per il cane qua e là, e adesso c'è il discorso del cane da risolvere. Sì, allora non credo che troverà qualcosa di scritto, nel senso che la legge vieta appunto la detenzione in ambienti tipo la macchina, lì è proprio maltrattamento, quindi è reato. Okay. Però non c'è una legge che dice non può stare in camper se ha tutti i comfort, perché quella legge sul maltrattamento della macchina, si parla di una macchina sotto il sole, magari che usi eccetera eccetera. È proprio quello che cerco, perché ho invitato i carabinieri, gli ho detto guardi siamo qua a 10 metri, venite su nel camper, venite a sentire, no non hanno voluto salire, gli ho detto venite a sentire la temperatura. Comunque io mi sento di tranquillizzarla, poi stasera chiedo conferma. Okay. E poi le posso anche lasciare un messaggio a questo numero dicendo guardi tutto ok, se invece c'è qualcosa da definire ci risentiamo, la richiamo io magari domani. Gentilissima, o anche WhatsApp se preferisci. No, è uguale. Ok, come orari purtroppo devo chiederti dopo le 19 perché per il lavoro insomma. Ma anch'io lavoro fino alle 7:30. Ah, buon, perfetto. Sì, ma comunque se mi dicono guarda è tutto ok, io dopo posso mandare un messaggio e dire nessun problema, il camper può rimanere lì e nessuno può rompere le scatole. Ok, se vuoi scusa se ti ripeto, da ricordare, quello che loro dicono che possono attaccarsi è l'area, inteso come dimensione, e il tempo, il tempo inteso come 4 ore. I miei cani stanno da soli molto di più, per dire. Lo so, il mio cane quando dorme 10 ore e in camper 4 ore può dormire, certo. Però dove si appendono è lì. E quindi anche le 4 ore è da capire, perché dopo io ho 3 ore di pausa e in 3 ore le facciamo tutte di passeggiata. Certo, io sono proprio curiosa di saperlo anche perché serve a me questa cosa. Ok, dai. È la prima volta che mi capita una domanda di questo genere, quindi mi serve, quindi sarò premurosa di dire qualcosa, insomma. Gentilissima, ma basta appunto qualcosa di scritto da girare ai carabinieri. Beh sì, però non so appunto se c'è qualcosa di scritto, perché l'unica cosa scritta è quando c'è qualcosa che non va e allora che non va è la macchina. Non vorrei, attenta, che ti può servire a te, che si appendano sul fatto che il camper comunque, burocraticamente parlando, la motorizzazione è classificato come autoveicolo. In alcuni casi. Vabbè, ma anche se è un camper di buon senso, qui no, il buon una senso. gran cattiveria questa. Sì, brava, qui no, il buon senso non c'è. Hanno anche alzato la voce, mi hanno urlato davanti alla faccia e gli ho detto se ti avvicini un altro po' limoniamo. Cioè proprio vivo in un paese proprio molto lasciamo perdere. E quindi così. Un sacco di gente così. Ok, quindi ora l'ora è il fatto del camper, visto che è classificato come autoveicolo normale. Anche se è di 20 metri, diciamo. Anche se è 20 metri è sempre autoveicolo. Perché il camper è il camper. Esatto, a meno che non superi le 3 tonnellate e mezzo, allora lì diventa autocarro e ci vuole la patente C. Certo. Per capirci. Sì. Bene, facciamo così allora. Qualche ora, siccome stiamo usando una cena di beneficenza proprio per l'OIPA, li vedrò un po' tutti i capi e così avrò modo di chiedere bene questo discorso qua. Gentilissima, sai? Poi ci risentiamo. Niente, grazie Federica. Prego. Buona serata. Buonasera, arrivederci. Ciao. Te capì? No, proprio oggi che sono distrutto col mal di testa doveva arrivare. Vabbè, apriamolo lo stesso, l'ho aspettato mesi, cazzo, mesi. Capo, non sta venendo in culo con macchina. Vediamo, finalmente, lo stabilizzatore. Ah, aspetta che mi chiamano, ma non sono emotivamente... Vabbè, dai. Singani! Yuri, Ehi! io sono senza parole. No, ma io non so più che cosa dire. No, gli dà fastidio il camper a qualcuno. Hai capito? Ho capito, Yuri, ho capito
capito tutto, ma Vabbè, ho già chiamato l'OIPA, come hai sentito, e così, dai. Sì, dentro veramente c'erano 20 gradi, eh. Cioè io quando arrivo in pausa pranzo non vedo l'ora di entrare dentro per stare al fresco. Oh, Yuri, scusa un attimo, perché a me preoccupano certe cose. tipo? Ehm, No, ma il che vada la lascio a casa, è che si gratta perché è allergica al maiale, cioè mi va in carne viva. No, vabbè, ma questa è la dimostrazione che te ne devi andare. Sì, chiaro, sì, è un paese di contadini qua. Cioè è stato bellissimo la scena col carabiniere, per quanto che ho Ma goduto. scusa, tu sei andato dai carabinieri? Sì, sono andato di corsa. E dopo là, vabbè, si sono inalberati perché è venuto fuori, non mi ricordo cosa, insomma a un certo punto gli ho detto, ah ok, è solo per rompere il cazzo allora. E là si sono incazzati, si sono messi a urlare, mi sono venuti davanti a 3 centimetri, l'ho guardato e gli ho detto, un altro po' ci limoniamo. Bellissima la scena, veramente, me la ricorderò a vita, bellissima cazzo, bellissima. È stato Ma bello. io sono, cioè, senza parole. Oh, che te devo dire? Qua è così. Qua è così. Guarda, No, aspetta, perché dopo hai sentito quella del bambino. E se è un bambino cosa fai? Lo lasci 4 ore da solo? Ma Cioè, cosa c'entra i bambini? I Non bambini so. sono dei minori tutelati, i cani Vabbè. stanno a casa. Cioè, allora tutta la gente che ha i cani a casa e va a lavorare, cos'è il maltrattamento? Ma scusa un attimo, sì, ma se ci fa le barzellette sui carabinieri ci sarà il motivo, se no le facciano sugli idraulici. È proprio il sistema sbagliato. Sì, ma qua dà fastidio il camper, non è il cane. Hai capito? Qua dà fastidio il camper, non è il cane, no, il camper, la novità del camper. Io li capisco queste persone, questi vecchi, queste signore, sicuramente sarà una signora over 50, over 60, qua ci scommetto i coglioni. E non perché la conosco, ma proprio perché conosco la mentalità che gira. E se c'è una cosa nuova, diversa, veramente gli scombussoli l'esistenza, non va bene. Sono pronti a intervenire per una situazione del genere quando io ti dico per una situazione e non solo per questa, perché infatti glieli ridanno stasera rimettendoli nella merda. Cani naturalmente, visto che a queste persone dei cani non ne frega un cazzo, però non vogliono assolutamente darli via, non si capisce bene il perché, o meglio si sa il perché. Però vengono a rompere i coglioni a te quando il tuo cane vive benissimo e lasciano perdere delle situazioni allucinanti, tipo cani di cacciatori o cani anche di persone cosiddette civili comuni che vivono nel degrado più assoluto. Sì, ma ti ho spiegato qua la mentalità sia degli servi dello Stato qua che di quei 4 contadini che ci abitano, è il problema della novità, non è il cane, è il camper. Il cane è una scusa, come lo è stata l'altra volta, che dopo invece era il parcheggio, hanno tirato fuori, che ero perfettamente dentro, però una rincoglionita non riusciva a uscire, nonostante il mio camper fosse completamente dentro le linee, tipo ci vedeva male, però anche lì, cioè mi chiedi, gentilmente, siccome non sono tanto in grado di guidare, puoi spostarlo 2 metri più in là, ma certo, ma anche 5, basta chiedere, cioè che problema c'è per me? Metterlo qua o metterlo un po' più indietro, cosa cambia? Hai capito? Però purtroppo qua funziona così. Allora, o le persone si sentono destabilizzate dalla novità. Sì, te l'ho detto. Da Sì. da questa cosa è arrivato lo zingaro, nel senso, sì, è arrivato il diverso. Sì, il diverso. Io non ho più parole. Ma da che mondo è mondo? È sempre stata così nel Medioevo. E qua c'è ancora il Medioevo. Con l'Audi, si muove con il camper, con il cane, Esatto. pitbull dentro che ulula. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Diciamo che se qualcuno gli va vicino o passa col cane, è chiaro che il cane abbaia. Ovvio, ma è ovvio. No, Ma è beh. ovvio. E perché gli ho detto, ma guarda che anche i cani in appartamento abbaiano, è normale. Il cane fa bau, il gatto fa miau. Ma è più accettabile il cane del cacciatore che vive come li ho visti Sì, io, impilati uno sopra l'altro, impilati in gabbie. Ma quello è normale. Ma quello è normale. È socialmente accettato. Chiaro. È socialmente accettato perché i cacciatori e i loro cani sono socialmente accettati, è normale che si caghino uno addosso sulla testa uno dell'altro. Chiaro. Questo non crea scompiglio sociale,
come puoi creare tu, che arrivi con quel tuo cazzo di camper. Buono il mio cazzo di Che campo. Bianca ora, perché Bianca ha ragione, perché tanto ha rotto i coglioni con che strisce mezze rosse. Perché non voglio finire le strisce, che non fate due susie intanto. Che te che fai là di anarchia e fai Martel su, Che mette tende della Romania, cazzo, attento se non lo che fai. mette il tema del gay pride e dopo Il basta. gay pride. Ecco. Cavolo, Io veramente sono senza parole. Cioè, vabbè, io mi sono divertito perché sennò era una giornata monotona. All'inizio mi ha dato fastidio, mi sono anche inalberato e vabbè. scusami Yuri, tu sei andato lì e hai detto vi invitò a venire dentro, no? Sì, 4 volte gliel'ho detto. 4 E perché volte. loro non sono entrati? Ma e perché fai barzellette su dei lori? T'ho detto prima, e non gli fa sugli idraulici piuttosto che sui muratori, cazzo. Ma allora tu gli dici, scusate, cioè voi mi accusate di una cosa, ok, la federazione, io vi invito a verificare però, No, non mi interessa niente, hanno detto che si verificano sulle leggi e che mi invitano a farlo anche a me, io ho chiamato l'OIPA. Anche perché è chiaro che non è che ASEMI a cucinare qua. Anche che comunque non è un loro, cioè è assurdo, e comunque questo non riguarda i carabinieri, questa situazione, Boh, non lo so. assolutamente. Vabbè, ma hanno chiamato loro, cioè non è che loro si sono inventati, hai capito? Hanno chiamato loro, ma loro di cani e di normative di questo genere